Politica, il Premier Renzi intende andare avanti sulla riforma del Senato, non più elettivo ma una specie di Camera di regioni ed enti locali con soli 148 rappresentanti non retribuiti e limitati poteri legislativi. Non mancano le polemiche, ne abbiamo parlato con Simonetta Rubinato, sindaco di Roncade e deputato del PD. L'ha intervistata Curzio Pettenò. Riforma del Senato, lei che ne pensa? Penso che stiamo andando un po' di corsa, un po' di riflessione in più ci vorrebbe, però i cittadini chiedono finalmente riforme dopo tanti anni di chiacchiere a vuoto. Lei è sindaco in scadenza di Roncade, nel Trevigiano, ma anche parlamentare, già senatrice, ora deputato del PD. Dopo le critiche espresse dal Presidente del Senato Grasso sulla riforma di quel ramo del Parlamento, lei sta con il Premier Renzi, anche se annota. Chiaro che la velocità a volte su materie come queste che toccano proprio le strutture portanti della democrazia potrebbe, come dire, essere cattiva consigliera. Cercheremo in Parlamento di approfondire al massimo i contenuti perché la riforma sia sì rapida, dopo tanti anni di immobilismo, ma sia anche efficace, perché se tra 3-4 anni ci troveremo a dire che è una riforma che non funziona non è un bene per nessuno. Così per gli enti locali, gli enti intermedi, le province e tutte le polemiche che ne stanno seguendo. La riforma sull'abolizione delle province in realtà ancora non è l'abolizione delle province, quella che stiamo approvando con il disegno del Rio, è una riorganizzazione. Io credo che laddove le istituzioni funzionano, il fatto di dare ai cittadini la parola su chi li deve governare e prendere la decisione secondo me è importante. Tema che rimane del tutto aperto e ancora non affrontato è quello della razionalizzazione delle regioni. Sono convinta che questo Paese così diverso, di questa diversità può fare ricchezza solo se la mette a tema di un regionalismo differenziato vero. Lei da sindaco e parlamentare, che consiglio dà alla Premier Renzi che è del suo partito? Di ascoltare dal territorio le buone pratiche, gli amministratori seri. I divari in questi anni, nonostante la montagna di spesa pubblica buttata e trasferita dal nord a sud, hanno ampliato il divario e le differenze. Qualcosa non ha funzionato, ma la responsabilità principale di questo è esattamente negli apparati centrali, quindi una buona e sana autocritica anche a livello centrale.